Eder. Mac. Pallister. Nel dibattito sul caso Resinovic, il nodo è chiaro. Quanto, al massimo, poteva fare un utilizzatore della GoPro per alterare l'apparenza temporale dei video e se questo avrebbe potuto davvero ingannare una verifica tecnico-forense della polizia postale o di qualunque laboratorio serio. La risposta va tenuta su due binari distinti. Ciò che può cambiare l'aspetto delle date agli occhi di un utente comune o dentro un'app e ciò che regge oppure crolla di fronte a un esame strutturato, multistrato dei file originali e del contesto digitale. Nel massimo teorico delle possibilità di chi ha la GoPro e lo smartphone in mano, l'effetto cosmetico più semplice è spostare la percezione delle date nell'app. Esportare o salvare su telefono produce nuovi file che ereditano come data di creazione il momento dell'esportazione, non quello della ripresa. Se si uniscono più capitoli in un'unica clip, se si applicano tagli o stabilizzazione, la ricodifica genera un file nuovo di zecca, con tempi apparentemente recenti e spesso privo della telemetria originale. Anche la formattazione della microSD è un gesto immediato che azzera l'indice del file system e fa sparire a colpo d'occhio i vecchi filmati. Agli occhi del profano il passato scompare e sul telefono restano solo i derivati appena creati. Sul piano percettivo, dunque, è possibile in poche mosse far sembrare che tutto ciò che esiste sia stato girato o creato in quel giorno. Ma questa è appunto cosmesi digitale. La verifica forense procede in tutt'altro modo. Si parte sempre dagli originali su microSD o dalla loro immagine bit per bit, perché lì convivono più livelli di verità tecnica, i timestamp di file system della scheda, i metadati interni dell'MP4 QuickTime, con le varie Create Modify Track Date, scritte dal firmware al momento della ripresa. I file ausiliari a bassa risoluzione e le thumbnail che hanno proprie marche temporali. La capitolazione tipica GoPro, più file consecutivi per un'unica registrazione, con nomi e sequenze coerenti. E quando presente, lo stream di telemetrie GPS, giroscopi, accelerometri, con riferimenti temporali propri. È un ecosistema di indizi che deve suonare all'unisono. Basta un fuoritempo per rivelare la stonatura. Le manovre massime immaginabili per alterare la timeline, formattare, ricodificare in app, spostare o duplicare i file per cambiare le date di sistema, ritoccare i campi di data dentro al contenitore video, perfino tentare di eliminare la telemetria per togliere di mezzo un contrappunto scomodo, non eliminano la possibilità di riscontro. La formattazione della scheda, se avvenuta a ridosso dei fatti, lascia tracce nella progressione dei nomi. La numerazione riparte. E, finché i settori non sono sovrascritti, può consentire recuperi parziali. Le ricodifiche generate dall'app si riconoscono perché cambiano struttura, bitrate, durata capitolare e spesso perdono interi flussi dati. Un confronto tra copia su telefono e file su SD rivela divergenze nette. I metadati interni possono essere anche ritoccati, ma poi devono risultare coerenti con tutto il resto. Con i timestamp dei file ausiliari, con la continuità temporale tra capitoli, con eventuali riferimenti esterni, orologi di rete, log di sistema, pairing e connessioni, backup automatici, tracce nel cloud. È qui che, nella pratica, la scenografia cede. Allineare senza errori tutti i livelli è enormemente più difficile che cambiare la data che si vede in galleria. C'è poi il fattore contesto. Un'indagine incrocia i video con gli artefatti del telefono, cronologie di importazione, esportazione, cache dell'app, librerie multimediali, con altri dispositivi presenti, con orari di rete, celle e wifi e con sorgenti terze, telecamere esterne, dashcam, chat, email, foto scattate nello stesso arco orario. Anche se un singolo file venisse ripulito al punto da apparire nuovo, l'orchestra dei dati circostanti tende a riportare l'orologio al suo posto. Arriviamo dunque al verdetto richiesto. Era possibile, sì, creare nell'immediato una rappresentazione alterata delle date dei video GoPro, e soprattutto a livello di file esportati su smartphone o dopo una formattazione della scheda. No, è altamente improbabile che questo bastasse a ingannare una verifica tecnico-forense della polizia postale nel caso Resinovic. Per superare un accertamento serio non serve solo cambiare una data visibile, servirebbe una coerenza perfetta tra file system, contenitore, capitoli, ausiliari, telemetria, numerazione, log applicativi e riscontri esterni. Nella pratica, questa coerenza totale non si vede quasi mai quando c'è stata manipolazione. Prima o poi emerge la crepa che rimette in fila la timeline. In altre parole,
Si può truccare lo specchio, ma lo scheletro tecnico dei file e il contesto digitale che li circonda raccontano comunque l'ora. E davanti a chi conosce quel linguaggio, il trucco non regge. Nel quadro del caso di Liliana Resinovic, il 18 settembre 2025 si biforca su due direttrici. Da un lato l'annuncio di un esperimento forense negli Stati Uniti per testare in modo controllato l'ipotesi di un periodo di congelamento del corpo. Dall'altro le nuove dichiarazioni televisive di Sebastiano Visintin, unico indagato, che esasperato dal clima mediatico sbotta in studio: "A questo punto arrestatemi", ribadendo al tempo stesso di sentirsi tranquillo e a disposizione degli inquirenti. Il progetto scientifico è descritto dalla consulente della difesa Noemi Procopio. Obiettivo: verificare con dati sperimentali se un intervallo di conservazione in cella frigorifera possa lasciare tracce riconoscibili e misurabili sul corpo, tali da incidere sulla stima dell'epoca della morte. Per farlo verranno utilizzate 4 salme selezionate per corporatura paragonabile a quella di Liliana. I corpi saranno vestiti in modo analogo e inseriti in sacchi per replicare lo scenario del ritrovamento del 5 gennaio 2022 nei giardini dell'ex OP di Trieste. 2 dei 4 cadaveri saranno intenzionalmente sottoposti a congelamento per 22 giorni e successivamente esposti all'aperto quando, nel sito di prova statunitense, le condizioni meteo saranno sovrapponibili a quelle registrate a Trieste tra dicembre 2021 e inizio gennaio 2022. A intervalli regolari i ricercatori effettueranno tamponi orali per analizzare l'andamento del microbioma post-mortem, confrontandolo con ciò che ci si aspetta in assenza di congelamento. L'intento è costruire una matrice di confronto capace di distinguere con sufficiente confidenza un corpo mai congelato da uno rimasto per settimane al freddo, a parità di clima, abiti e modalità di imballaggio. La ricercatrice sottolinea il carattere pionieristico dell'approccio: protocollo altamente controllato, autofinanziamento, finalità non solo difensive ma anche di avanzamento della disciplina, consapevolezza che si tratta di metodi non ancora standardizzati nei tribunali. L'orizzonte temporale indicato per i primi risultati è l'inizio del 2026. Questo filone si innesta su un dato di contesto cruciale. La superperizia medico-legale depositata a inizio marzo 2025 ha escluso il suicidio e parla di intervento di terzi. Nello stesso impianto, i periti avevano respinto l'ipotesi di congelamento della salma. Proprio per questo la difesa spinge su uno studio sperimentale che metta a disposizione misure ripetibili su un punto rimasto controverso. È chiaro che eventuali esiti non capovolgono automaticamente le conclusioni già agli atti, ma potrebbero fornire un parametro tecnico ulteriore, validabile, per affinare datazione della morte e lettura delle condizioni conservative. Sul fronte mediatico investigativo, l'intervento televisivo di Sebastiano Visintin ripercorre passaggi sensibili del fascicolo. Riguardo alla GoPro viene richiamata una sovrapposizione temporale discussa negli atti. La cancellazione della memoria risulta eseguita il 13 giugno 2023 alle ore 20:37, lo stesso giorno in cui un giudice aveva disposto nuovi accertamenti sul dispositivo. Visintin definisce la coincidenza casualità. Aggiunge che le schede, dopo essere state consegnate e analizzate, gli erano state restituite e che potevo farne ciò che volevo. La sua linea è che non ci fosse alcuna volontà di sopprimere prove, ma un'azione compiuta molto tempo dopo, senza la consapevolezza di un rilievo processuale. Altro capitolo: il telefono ricondizionato. Una conoscente racconta di aver ricevuto in dono da Visintin un cellulare di seconda mano, senza sapere che fosse un apparecchio dell'epoca dei fatti. Resasi conto della possibile rilevanza, lo ha consegnato alla polizia. Dai primi riscontri, sul device non sarebbero presenti i dati originari dell'indagato. Visintin replica che si trattava del suo vecchio smartphone, sostituito con un modello nuovo e ceduto all'amica per ragioni pratiche. La sua posizione pubblica resta quella di totale estraneità alla scomparsa e alla morte di Liliana, con disponibilità a collaborare e a sottoporsi a ogni accertamento. In sintesi, tutti i tasselli richiesti sono presenti. L'annuncio del test su 4 cadaveri con 2 casi di congelamento per 22 giorni, la replica delle condizioni di Trieste invernale con abiti e sacchi, i tamponi orali seriali per l'analisi del microbioma post-mortem, il carattere sperimentale non ancora forensic standard del protocollo,
il richiamo alla superperizia che ha escluso sia suicidio sia congelamento. L'intervento televisivo dell'unico indagato con la frase «A questo punto arrestatemi». Il nodo temporale della GoPro, 13 giugno 2023, ore 20:37, e la sua spiegazione. Il caso del telefono ricondizionato consegnato alla polizia e la versione difensiva sull'origine del dispositivo. Sebastiano, memory card della GoPro cancellata, telefono regalato, i guai per te sembrano non finire mai. Da come è stata presentata la cosa, a questo punto arrestatemi, a questo punto. Cioè io ti dico sinceramente, di tutto questo, la scomparsa di mia moglie non ho niente a che fare, perciò sono tranquillo, sereno, sono qui a disposizione su quello che posso rispondere. Dopo io sono stato indagato per omicidio e un avviso di garanzia nei miei confronti per aver ucciso mia moglie. Io da quel momento ho cambiato, ho detto basta, è ora di finirla su queste cose qua e adesso andremo avanti. Io continuerò sulla mia strada, su quelle che sono le mie possibilità e diciamo sono a disposizione degli inquirenti se mi vogliono sentire, ho i miei consulenti, i miei avvocati che mi sono vicino, perciò sono sereno e tranquillo. La memory card di una GoPro costa decine di euro, quindi è abbastanza normale che quando una persona esporta i filmati dopo le cancelli. Perché non l'hai fatto subito? Perché hai dovuto aspettare il giorno della mancata archiviazione per farlo? Sebastiano dice che è tutto una cosa casuale, che quel giorno il giudice abbia, diciamo... Io comunque tutti i telefoni, tutta la GoPro, tutte quelli erano a disposizione degli inquirenti, capisci? Perciò se loro volevano controllare, visionare... Io penso, scusa, tu pensi che io mi ricordo quel giorno? Io quelle memorie lì le usavo nelle macchine fotografiche, le stesse memorie. Un fotoreporter fa il suo servizio, fa le cose, fa un matrimonio, fa quello o quell'altro, e dopodiché le schede, queste micro memorie, le scarichi nel computer, le metti nei hard disk, le elaboro, cancelli quello e quell'altro e dopo le formatti. No, e qui casca Sebastiano, perché dopo che tu esporti i filmati vai semplicemente sul file, fai tasto destro, elimina. Non c'è assolutamente bisogno di formattare la GoPro, basta eliminare i file ed è pronto nuovamente all'uso. Fino che vuoi. Una macchina fotografica digitale c'ha la sua, quindi metti la sua memoria, parliamo di 1 anno e mezzo dopo. Nel giorno della mancata archiviazione entra in scena un dettaglio tecnico tutt'altro che secondario. La formattazione della micro SD della GoPro e, a cascata, la gestione dei filmati dentro l'app GoPro Quick. Capire che cosa succede ai file quando passano dalla scheda alla app è decisivo per pesare la solidità o le fragilità delle date che vediamo, distinguendo ciò che è originale da ciò che è stato ricodificato, rietichettato o semplicemente copiato. Partiamo da un punto chiave. I video che l'app mostra sul telefono possono essere identici agli originali, ma spesso non lo sono. La GoPro scrive sulla micro SD clip a capitoli, i classici GoPer 0123.mp4, GX01.3.mp4, GX02.mp4, affiancati dai file LRV, proxy a bassa risoluzione, anteprime. Quando si importa in Quick possono accadere due cose. Se l'app effettua una copia a 1:1, il contenuto video, l'audio e i metadati interni, contenitore MP4 QuickTime con eventuale telemetria GoPro o lo stream GPMD restano gli stessi. Cambiano soltanto il percorso e i timestamp del file nell'archivio del telefono, che diventano quelli dell'importazione. Più spesso, però, l'app salva sul dispositivo una versione esportata. Basta anche un minimo intervento, salvataggio su rullino, fusione dei capitoli, stabilizzazione, velocità, tagli, perché Quick ricodifichi o reimpacchetti il girato. Il file così ottenuto è diverso dall'originale quanto a dimensione, bitrate, codec e metadati. Non di rado la telemetria, GPS, giroscopio, accelerometri scompare del tutto. E mentre sulla SD i capitoli restano separati, in app potremo vedere un unico filmato fuso. È già una prima, evidente divergenza strutturale. Il tema delle date richiede di distinguere 3 livelli. Il primo è il livello del file system. Le marche temporali di creazione, modifica, accesso registrate dalla micro SD, FAT32 o exFAT, e separatamente quelle del telefono.
Queste cambiano con estrema facilità, basta copiare, spostare, esportare. Persino un semplice salva su telefono assegna al nuovo file la data dell'operazione, non quella della ripresa. Il secondo livello sono i metadati interni dell'MP4 QuickTime, campi come Create Date, Modify Date, Track Create Date scritti nel Move, che vengono spesso visualizzati dai sistemi operativi come data di registrazione. Sono modificabili con strumenti ad hoc, ma se si ritocca qui senza allineare il resto, un'analisi incrociata smaschera subito l'anomalia, mette a confronto quelle date con i timestamp del file system della SD, con le marche temporali dei file LRV-THM e con la progressione coerente dei capitoli e della numerazione dei nomi. Il terzo livello è la telemetria GoPro, lo stream, GPMF e GPMD, quando presente, include dati di posizione e sensori e soprattutto riferimenti temporali, PSIQ, stringhe GPSU o timecode sincronizzati. Alterarla in modo coerente è molto più complesso. Cambiare la data nel contenitore QuickTime senza toccare la telemetria produce una dissonanza che un esame forense vede al volo. Da qui una risposta netta alla domanda dove e quando si noterebbe un'alterazione della data. Se la modifica avviene solo sull'app, perché l'esportazione ha riscritto i metadati o ha creato un file di output nuovo, la nuova data si riflette sul file salvato nel telefono. Gli originali sulla micro SD però mantengono la loro impronta temporale originaria, a meno di interventi diretti anche su di loro. Se la manipolazione avviene sulla micro SD, i segnali si vedono subito nel confronto incrociato. Si possono ritoccare i timestamp del file system, ma restano da allineare i metadati interni dell'MP4, le marche degli RRV-THM, la continuità temporale tra capitoli consecutivi GX1, GX02 e l'eventuale telemetria GPMD. È una costellazione di elementi che deve tornare tutta. Basta una stonatura perché l'incoerenza emerga. Anche la semplice progressione dei nomi file, che segue una logica di conteggio incrementale della camera, racconta molto. Reset, riavvii, batteria a terra che azzera l'orologio, formattazioni fuori contesto, lasciano tracce nella sequenza numerica e nelle date aggregate di più clip. C'è poi l'effetto formattazione. La formattazione dalla camera è tipicamente una quick format, che azzera l'indice del file system, ma non riscrive immediatamente i dati. Finché non vengono sovrascritti con nuove registrazioni, gli originali possono essere recuperabili, almeno in parte con strumenti forensi. Dopo una formattazione, la numerazione dei file tende a ripartire dai primi indici Go per 001.mp4 eccetera. Un dettaglio che, se stona con una lunga storia pregressa di clip, rappresenta un'anomalia temporale da documentare. Sul piano operativo, un accertamento lineare parte sempre da una clonazione bit per bit della micro SD per preservare l'originale. Si calcolano hash MD5 e 56 dei file presenti sulla SD e dei corrispondenti salvati su telefono, per verificare identità o divergenza. Si estraggono i metadati con strumenti come EXIF-Tool o FFprobe, annotando i campi QuickTime, Create Date, Modify Date, Track Create Date, la presenza o assenza dello stream GPMD e, se esiste, i riferimenti temporali interni. Si verifica la durata e la continuità tra capitoli consecutivi, si confrontano i timestamp dei file RV-THM con gli MP4 principali e si osservano i timestamp di file system e la progressione dei nomi sulla SD. Se l'app mostra un unico filmato fuso mentre sulla SD esistono più capitoli, è probabile che quello in app sia un render. La perdita della telemetria è un ulteriore campanello. La conclusione è semplice. App e memory card non sono sinonimi. Nell'app possono comparire copie perfettamente identiche agli originali, ma molto spesso ciò che vediamo è un derivato ricodificato, con date e metadati riscritti al momento dell'esportazione. Cambiare la data. Visibile è possibile. Farla quadrare su tutti i livelli, file system, contenitore MP4 QuickTime, telemetria GPMF, LRV-THM, capitoli e naming, è un'altra storia e nella pratica lascia quasi sempre una scia di incongruenze. Se l'alterazione avviene in app, la vediamo subito nei file dell'app. Se avviene sulla micro SD, la smascherano i confronti incrociati con gli originali e con la struttura tecnica del girato. In un contesto probatorio, la differenza tra quello che mostra l'app e quello che c'è sulla scheda non è un dettaglio, è il cuore dell'accertamento. Io questo telefono l'ho regalato a questa mia amica perché lei è professoressa, insegna agli istituti superiori
perciò ho sempre dei problemi col telefono. Guarda, ho detto, io ho questo telefono qua, siccome ho preso un modello successivo, lo ho a disposizione, se lo vuoi te lo do. E gliel'ho dato. Quindi l'hai fatto solo per contrastare il fatto che gli stipendi degli insegnanti sono tra i più bassi in Europa? In questi telefoni sono le mie cose, non c'è, cosa vuoi che ci sia? Io sono felice che dopo tanto tempo, io pensavo che l'avessero già controllato, visualizzato, anche se tu cancelli i formati, quello che c'è dentro viene sempre tirato fuori. Sebastiano è furbo perché ha fatto commettere lo scempio alla sua amica. Infatti, formattando un telefono a memory card non si perde nessun dato. La formattazione interrompe semplicemente la directory del file system e la sovrascrizione che invece dà l'addio definitivo al file. Io voglio dire due parole su questo anche per le persone che sono qua. Pensate di avere tua moglie che non c'è più, la saluti e dopodiché sono passati 3 anni e 8 mesi e ancora non sappiamo cosa è successo a mia moglie. Salta fuori un signore che dice: io ero l'amante di tua moglie e lei ti doveva lasciare, doveva venire a vivere con me. Allora io chiedo rispetto per mia moglie che non c'è più su queste parole di questa persona che sta dicendo queste cose qua. Questo ti dico. Io questo signore qua mi fermo qua, perché se lui ha qualcosa da dire lo dica agli inquirenti. Noi siamo pronti, anche con i miei avvocati, quando sarà il momento, tireremo fuori i nostri assi. Noi abbiamo determinate ricostruzioni, determinate cose. Noi ci diciamo sempre, lasciamolo parlare. Vedrai che prima o poi qualcosa verrà fuori. Io sono convinto che lui sulla morte di Liliana non abbia niente a che fare. Io penso di questo. Però io sono convinto che qualcosa è successo a Liliana. Ancora non si sa se è un suicidio, se è un omicidio, non ci sono elementi che possono portare né da una parte né dall'altra. Una giornalista gli chiede: ma scusi, lei è stato operato alla prostata qua e là, 80 e passa anni, no? E lui fa: ma con le mani si possono fare tante cose. Ti sembra una cosa da dire? Ti sembra una cosa veramente? Questa è la mancanza di rispetto di mia moglie. Volgare e anche mancanza di rispetto verso anche me. È una cosa che, ti dico, non posso neanche immaginare che una persona come mia moglie, calma, tranquilla, è passato tanto tempo, le cose sono maturate, cioè io ho cominciato a un po' vedere le cose, senti di qua, trasmissioni, youtuber e quello e quell'altro. Io non riconosco Liliana sotto questo aspetto, capisci? Di una persona che da uccidere. Ma per quale motivo? Mi dovete spiegare cosa rappresentava Liliana. Cosa provi verso questo killer che paradossalmente ti ha sistemato, nel senso che ti ha permesso di avere accesso al conto corrente e ad una cospicua pensione? Di disprezzo assolutamente, poi di aver rovinato la mia vita, 32 anni vissute assieme, nei nostri viaggi, nelle nostre gite. Io ho lavorato 20 anni al Messaggero come fotoreporter, perciò di queste cose ne ho viste. Conosco ancora gente che si è trovata in certe situazioni che non si è mai più ripresa. Io personalmente sono sereno, tranquillo, non ho nessun problema a identificarmi o da una parte o dall'altra. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.